Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questa edizione della sera del nostro audio video giornale, chiaramente con le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia. Incidente questo pomeriggio lungo la SR Udine 95 in comune di Lestizza. Scontro tra un'auto e una moto. Ferito in modo grave, ma fuori pericolo di vita, il Centauro in sella alla due ruote. Si tratta di un sessantenne residente a Martignacco che dopo essere stato stabilizzato sul posto dai sanitari è stato caricato sull'eliambulanza e trasportato a Udine dove si trova tuttora ricoverato. Lievi ferite per il conducente dell'auto, un uomo di 74 anni residente nell'Interland udinese. Rilievi da parte dei carabinieri sul luogo del sinistro assieme ai vigili del fuoco per la bonifica e messa in sicurezza della sede stradale. E oggi era la giornata dell'Air Show con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che è giunto proprio nella aerobase di Rivolto. Allora andiamo a leggere quello che ha detto perché oggi a distanza di mesi alla presenza del Presidente della Repubblica le frecce tricolori hanno sorvolato i cieli di casa, quelli della base aerea di Rivolto per celebrare una nuova ripartenza nel 60° anno di fondazione. È stato entusiasmante vederli, complimenti, ha detto Mattarella salutando i piloti. Introdotte da un airshow internazionale in un'area rigorosamente blindata, ma con migliaia di spettatori, distanziati chiaramente, ad ammirare acrobazie aeree collettive con il naso all'insù, le frecce hanno colorato il cielo di Rivolto delle tinte tricolori, dando saggio delle loro abilità. Mattarella è arrivato rivolto nel pomeriggio a bordo dell'Airbus A319, scortato da 2 Eurofighter e al termine della manifestazione ha salutato i piloti della pattuglia acrobatica, complimentandosi con loro e mettendosi poi in posa per una foto di gruppo. Sugli spalti, tra gli altri, anche il Presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Ammiriamo ancora un po' con queste belle immagini che ci sono giunte dall'ufficio stampa del Quirinale e che abbiamo immediatamente proposto a voi telespettatori. Cambiamo argomento e adesso parliamo un po' di cronaca per fatti accaduti nel capoluogo regionale, in particolare a Trieste. Innanzitutto, mercoledì la Polizia di Stato ha arrestato un rumeno di 32 anni dando esecuzione ad un provvedimento di carcerazione emesso dalla locale Procura della Repubblica in riferimento ad una sentenza di condanna a 1 anno e 7 mesi e 4 giorni di reclusione e 200 euro di multa, emessa nel 2016 relativa al reato di tentato furto aggravato in concorso commesso a Trieste nell'aprile 2012. L'uomo è stato identificato in un appartamento nel rione di Valmaura da personale della Volante che si era recato per notificare un atto alla persona che lo stava ospitando. Dopo gli accertamenti e le formalità di rito, il rumeno è stato condotto presso la locale casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica. Stiamo sempre nel capoluogo regionale. Giovedì sera si è verificato un sinistro lungo la strada provinciale che collega Santa Croce a Camposacro. Per evitare un capriolo, un'autovettura diretta a Prosecco ha sbandato, ha impattato contro un muretto paracarro e si è capovolta. Alla guida un triestino di 36 anni. Sul posto la volante del commissariato di Duino Aurisina, 118 e vigili del fuoco. L'uomo comunque è stato sottoposto all'alcol test che è risultato positivo. È stato denunciato per guida in stato di alterazione alcolica e gli è stata ritirata la patente di guida. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo ed è stato affidato in custodia a una ditta specializzata. Andiamo a chiudere con lo sport. Per quanto riguarda il calcio, purtroppo non ci sono buone notizie per quanto riguarda il Pordenone.
perché quarta sconfitta consecutiva e 0 punti in classifica. Il Cittadella vince 1-0, la formazione neroverde con molte recriminazioni per alcune decisioni arbitrali da una parte, poco chiare chiaramente, ma anche un non gioco dall'altra a bilanciare l'ennesima giornata negativa da inizio stagione. Ora i tempi degli esami sono finiti, come si dice, bisogna cominciare a far fieno in cascina perché la classifica piange. E con questo è tutto, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona serata a tutti. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.